Cabras a me mi hanno attirato particolarmente i cantori di ottave nei magazzini d'Europianale. Sì. Ecco, io andavo in questi magazzini per sentirli e per bearmi della poesia cabralese che si elevava a toni molto alti, perché era gente che parlava, e non so come facesse, non so da dove l'avesse presa, di personaggi dell'antica Grecia, di Roma, Roma imperiale, e ne parlava con una certa cognizione di causa, che a me, che ero studente liceale, mi attirava e mi sconvolgeva, perché dicevo, ma come cavolo ha fatto questo? A conoscere Eraclito, a conoscere tutti i personaggi. Incredibile, sì. Ecco, Sì. eppure li conoscevano, ne parlavano in un modo che faceva capire che c'era una conoscenza della persona che andava al di là delle tre parole che nell'ottava aveva rivolto a quel signore. Bellissimo. Bello, veramente. Questa attività che in un paese agricolo non dovrebbe essere così sviluppata, invece era sviluppatissima. Lei li doveva sentire. Gente che come lavoro usava la zappa e che poi andava là e parlava di Temistocle, era a bocca aperta. Ah, dove l'ha tirato fuori? Simpaticissimo, una cosa molto molto simpatica, veramente. Abbiamo avuto dei grandi, però bisognerebbe ricordarli veramente perché è un dono prezioso che abbiamo Un dono avuto. Sì, prezioso. È il cuore di Cabras. È il cuore di Cabras, un cuore seminascosto che bisognerebbe portare alla luce e curare e propagandare, perché veramente hanno avuto un periodo dove le cose più belle, la storia, la poesia, la letteratura antica e moderna, veniva fuori nei magazzini Edus. È una cosa incredibile, guarda, sì, io sì. ci rimaneva a bocca aperta, io Beh, venivo dalla Maddalena, dove queste cose, ma manco per sogno, non esistevano. E mi sono trovato in un mondo dove invece ferveva questa attività cerebrale, queste conoscenze che io credevo impossibili in persone che non erano acculturate, acculturate, che lo studio avevano conosciuto nella prima elementare magari. anche troppo, sì, sì. Avevano imparato a scrivere quando l'avevano imparato, che però parlavano di questa gente e rimaneva a bocca aperta. Una cosa. È incredibile. Io la Io non ringrazio so. tanto per questa testimonianza, veramente, sono commossa. Sì, Sono sì, no, no, commossa. ma è una testimonianza di una persona che ha vissuto quel periodo, che l'ha gustato quel periodo, che ha cercato di capire un mondo che sembrava praticamente in contrasto con le attività allora esistenti, cioè il mondo della poesia, in un mondo che invece lavorava e sgobbava e si ammazzava per tirar fuori la vita. Era un po' strano, ecco. E Belli. io me lo sono goduto.